3 giornate in Anglona e Coros per parlare di turismo, ma soprattutto di quei segmenti del turismo che sono in tendenza e che soprattutto nel periodo post-pandemico vanno a caratterizzare il cambiamento del mercato turistico, la ricerca dei saperi e dei sapori, delle tradizioni, di quello che è proprio l'unicità del territorio. E molto spesso la letteratura economica comunque sul turismo ci testimonia che i turisti oramai vanno a cercare proprio quella unicità nel territorio che possa offrire esperienze ed emozioni. È su questo che vogliamo andare come destinazione Anglona Coros, e per arrivare però alla destinazione dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere assieme questi attrattori, dobbiamo creare organizzazione e amalgamare attrattori primari, secondari della cultura, del patrimonio naturalistico, le imprese, i prodotti dell'agroalimentare e tutti i servizi che possano poi, arrivare a quello che è l'offerta integrata turistica interna, rurale e aggiungo destagionalizzata. E proprio per questo, allora, queste 3 giornate le abbiamo dedicate al turismo enogastronomico su Ittiri il 6 maggio, il 16 maggio turismo culturale Perfugas e il 23 maggio a Sedini sul turismo outdoor, all'aria aperta, naturalistico, turismo attivo. Faremo dei laboratori di coprogettazione, per cui è molto importante partecipare. Invito tutti gli stakeholders, a partire dalle imprese, che sicuramente possono dire la loro in questi laboratori, possono portare la loro esperienza, ma anche far nascere nuove idee, proprio nello spirito di collaborazione, perché passare dal territorio a destinazione turistica è proprio questo, cioè il territorio ha tanti ingredienti, ma possiamo avere una o più ricette, fare una o più ricette con questi ingredienti, ma di fatto il prodotto finito non ce l'abbiamo ancora. Questo deve essere la destinazione turistica Anglona Coros.